Mozzanica-Brescia. Una vittoria di cuore e di carattere, una vittoria da leonesse vere che spazza via la delusione del pesante KO interno con la Juventus e permette alle ragazze di Piovani di restare in scia alle bianconere. Il Brescia calcio femminile vince un derby dalle 1000 emozioni contro l'Atalanta Mozzanica e sale a quota 21 in classifica proteggendo il proprio preziosissimo secondo posto dal Tavagnacco. La prima frazione è uno spettacolo calcistico poco entusiasmante, con le leonesse che tengono il pallino del gioco ma che non riescono a pungere e l'Atalanta che pensa soprattutto a non prenderle. Azione pericolosa dopo soli 45 secondi di gioco con Giacinti che spara su Thalmann a pochi metri dalla porta. Segue un colpo di testa di Girelli su angolo di Dalescik. Al 28esimo e una botta di Tomaselli dai 30 metri deviata in angolo dalla retroguardia bergamasca. Sono questi gli unici pericoli che fanno sussultare il numeroso pubblico presente in tribuna e nulla più. L'arbitro Djurdjevic fischia la fine del primo tempo, senza segnare recupero. Nella ripresa la musica cambia totalmente e un po' a sorpresa a passare in vantaggio sono le padrone di casa, fin lì inesistenti. Lancio di Pirone per Monterubiano, la difesa del Brescia si fa scavalcare dall'assist e l'attaccante del Mozzanica punisce Cesar con un pallonetto preciso a fil di palo per la gioia dei tifosi atalantini. Il Brescia è scosso e dopo 2 minuti rischia di capitolare. Fusetti aggancia Pirone in area e l'arbitro non ha dubbi. Dal dischetto va l'ex al Borghetti, ma l'esecuzione della centrocampista trova l'intervento prodigioso di Cesar che tiene in piedi la baracca. L'errore dal dischetto manda in tilt l'Atalanta e il Brescia tira fuori gli artigli. Al 17esimo punizione dalla destra di Giuliano con Girelli che mette alto di un soffio. Al 20esimo Girelli da destra crossa in mezzo per Giacinti che si coordina alla grande e in semirovesciata fa la barba al palo alla destra di Thalmann. 2 indizi fanno una prova che arriva al 32esimo della ripresa. Giacinti getta scompiglio in area e viene atterrata. L'arbitro indica il dischetto fra le proteste furibonde del pubblico di casa. Le immagini confermeranno poi il fallo visto dall'arbitro ben posizionato rispetto all'azione. Dal dischetto Girelli va e infila con un tiro che è un cocktail di precisione e potenza alla sinistra del portiere dell'Atalanta. Dagli spalti piovono fischi e proteste, ma il Brescia si tappa le orecchie e capisce che il Mozzanica può essere azzannato. Sabatino e Bergamaschi, entrambe a inizio ripresa, vivacizzano la manovra là davanti e Di Criscio puntella la fascia comunque fin lì ben difesa da Pettenuzzo. Accade così che al 35esimo Giuliano vede con un lancio dei suoi l'inserimento in area avversaria di Giacinti che controlla, ha il tempo di guardare Thalmann negli occhi e giustiziarla. Il finale di gara mostra un Atalanta che prova una reazione abbastanza confusa e un Brescia capace di amministrare senza troppi patemi. Al triplice fischio Brescia può esultare e godersi i 3 punti che tengono vivo il discorso scudetto, una vittoria fondamentale in un periodo di grande stanchezza e che è un balsamo per il morale dopo la sconfitta interna con la Juventus. Mozzanica 1, Brescia 2.